Trascorse le festività del Natale, la rassegna Destinazione Agrigento Natale 22 viaggia ormai verso l'evento clou del programma, ovvero lo special DJ set in Piazza Stazione di Achille Lauro la notte di Capodanno. Ampio successo e partecipazione di pubblico hanno riscosso le iniziative a cavallo tra il Natale e la carrozza di Babbo Natale e l'esibizione degli artisti di strada in un centro cittadino e poi il concerto del quartet folk nella chiesa di San Domenico. Oggi, martedì 27 dicembre, nello spazio al Palamongada dalle ore 16 in poi con il torneo di basket Fortitudo X-Ma League. Poi ancora ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, lo spettacolo Silent Night, Voci del Suoni del Natale. Si prosegue domani, mercoledì 28, alla Biblioteca Lucchesiana con la presentazione del libro Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco e sempre domani al Teatro Pirandello il concerto The Gospel Night con i pionieri del genere From Chicago USA, l'evento Mediterranea Padel Club al centro sportivo Maracanã alle 20:30 e ancora al Teatro Pirandello giovedì sera 29 dicembre, tanto atteso, il concerto di Osvaldo Loiacono, Le Note dell'Anima. Il calendario completo dell'attività è consultabile nelle pagine Facebook Destinazione Agrigento e nelle app disponibili sul Play Store. Ricordiamo che la rassegna natalizia Destinazione Agrigento è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il Distretto Turistico Valle dei Templi, l'Ente Parco della Valle dei Templi e sostegno del Ministero del Turismo, Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.